tutti gli alberi del giardino, ma solo del frutto dell'albero che sta nel mezzo del giardino. Il Dio ha detto: non lo mangiate, anzi, non lo toccate, altrimenti. Eva si accorge che il frutto dell'albero è buono a mangiare, piacevole all'occhio e desiderabile. Coglie quindi il frutto, ne mangia, ne dà ad Adamo. Vieni Adamo, saremo come Dio. Ed egli ne mangia. Adamo! Adamo, dove sei? Ho sentito la tua presenza nel giardino ed ho avuto paura perché ero nudo, mi sono nascosto. Chi ti ha fatto conoscere che eri nudo? Non hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo proibito di mangiare? È stata la donna che mi ha dato per compagna che mi ha presentato il frutto ed io ne ho mangiato. Eva, perché hai fatto questo? Il serpente mi ha ingannato e io ho mangiato il frutto. Poiché hai fatto questo, spirito tentatore, sii maledetto tra tutti gli animali e tu nutrimento per tutti i giorni della tua vita. Essa ti produrrà spine e triboli. Ti nutrirai dell'erba dei campi, col sudore della fronte ti guadagnerai il pane, finché ritornerai alla terra da cui sei stato tratto, perché tu sei polvere, ed in polvere ritornerai. Nel nome di Dio, andatevene subito da questo paradiso. Abramo. Comincia così a precisarsi da chi discenderà il Messia venturo. Ad Abramo viene rinnovata la promessa del Redentore, fatta prima ad Adamo e poi ripetuta a Sem, figlio di Noè. E il disegno di salvezza da parte di Dio continua così attraverso la storia degli uomini, la sua realizzazione. Ora, il Signore disse ad Abramo: Abramo, Abramo, parti dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre, e va nella terra che io ti mostrerò. Io farò di te un popolo grande, ti benedirò, renderò glorioso il tuo nome, e tu sarai per gli altri una benedizione. Dalla discendenza di Abramo, Dio formò il suo popolo, strinse con lui un'alleanza e iniziò il suo regno. Tutte le cure di Dio furono allora rivolte ai figli di Abramo. Ai patriarchi affidò le promesse, ai profeti la missione di tentativa alla speranza della salvezza. A Mosè consegnò il decalogo dell'alleanza, a Davide il compito di rafforzare nell'unità il regno e di invitare il popolo ad essere fedeli a Dio. Venite anche voi, fratelli, ascoltate il grande annuncio. E voi fermatevi, udite la parola del Signore Yahweh. Affrettate, venite, il profeta ci parla del futuro Messia. È proprio di lui che vi voglio parlare. Venite, andiamo ad ascoltare il profeta. Signore, mandaci presto il liberatore. Dice il Signore Yahweh: io ho consacrato il mio re sopra il Sion, il mio monte santo, ed il Messia. Annuncerò il proclama di Dio che mi disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti ed il potere fino agli estremi confini della terra. Governerai con potenza invincibile ed annienterai i ribelli come vasi di creta. Pace senza fine. E tu, Isaia, che notizie ci puoi dare? Vogliamo sapere le ultime notizie sul futuro Messia. Ecco, il Signore viene. Beati quelli che sono preparati a corrergli incontro. Una fanciulla concepisce e dà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Emanuele. Il popolo che camminava nelle tenebre vide un grande splendore. Su coloro che abitavano in una terra tenebrosa risplendette una luce. Il Cristo nascerà a Betlemme. A Betlemme, in una città così piccola. Sì, a Betlemme. E tu, Betlemme Efrata,
Tu sei piccola tra le migliaia di Giuda, ma da te mi uscirà colui che deve regnare in Israele. Beato l'uomo che teme il Signore e che si affida ai suoi precetti. Tutti andavano a farsi iscrivere, ciascuno nella propria città, ed anche Giuseppe salì dalla Galilea, nella città di Davide, chiamata Betlemme, perché egli era della casa e della famiglia di Davide, per farsi iscrivere insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ormente si trovavano là, si compirono i giorni in cui ella doveva avere il bambino, e diede alla luce il figlio primogenito. Lo avvolse e lo adagiò in una mangiatoia, perché nell'albergo non c'era posto per loro. Vi erano in quella medesima regione dei pastori che pernottavano in mezzo ai campi per far la guardia al proprio gregge. Un angelo del Signore apparve loro, e la gloria del Signore li avvolse di luce, sicché furono presi da un grande timore.